Che mi dice? Ma Perché... le dico che il Veneto è ospitale a 517.000 migranti, l'11% della popolazione. Noi non abbiamo nulla contro i migranti, conosciamo le migrazioni, si figuri, abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, sono circa 5 milioni. La verità è che abbiamo qualcosa da ridire quando qualcuno viene a casa nostra, si comporta male, non rispetta le nostre leggi e vuol fare anche il padrone di casa. A quel punto diciamo che torni a casa sua. A me non sembra che questa sia una posizione razzista. La verità è che il buonismo poi ci porta a condizioni come quelle che parti delle città, il Veneto è una città diffusa, sono 579 comuni, piccoli comuni, parti di queste città rischiano poi di passare letteralmente in mano a migranti che vivono tutto il giorno nei giardinetti comunali. Io vengo da quella città che diventò famosa una quindicina d'anni fa perché il sindaco allora Gentilini decise per risolvere il problema di togliere le panchine, no? Vengo da Treviso. Però Treviso noi l'abbiamo riconsegnata come una bomboniera, il che vuol dire che gli immigrati che ci sono perfettamente integrati. Quelli che non hanno voluto integrarsi se ne sono dovuti andare.